Continuano le esibizioni della rassegna musicale Euterpe Mediterraneo in Musica, giunta alla sua 15ª edizione, presso il Tempio di Giunone alla Valle dei Templi, che ha come intento quello di mettere a fuoco il contributo specifico e insostituibile della musica nelle nostre scuole. Positivo il riscontro mostrato dai partecipanti alla manifestazione. Siamo felici di essere qua e speriamo di rivederci nelle prossime edizioni. L'orchestra è composta da ragazzi di scuola media che frequentano i corsi pomeridiani e molti di loro continuano questa attività in varie formazioni. Quello che è sicuro è che conserveranno uno splendido ricordo di questa manifestazione e delle altre che facciamo di volta in volta in giro per la Sicilia. Cosa ne pensate di questa iniziativa, di questa esperienza qui alla Valle dei Templi? Veramente bella. Una bella esperienza e comunque è sempre un piacere suonare con l'orchestra della Lezione Arbone. Ti è piaciuta questa Sì, esperienza? sì. La ripete la prima volta? Sì, è stata una bella esperienza. Allora, non è la prima volta che veniamo, ma sicuramente è un'esperienza costruttiva e anche divertente, perché poi chi comunque vorrà scegliere in futuro una carriera musicale, questo è un grandissimo posto dove poter cominciare a crescere, insomma qui si sviluppa il fiore dell'arte musicale. Io sono l'insegnante di lettere, quindi li accompagno nel percorso e giustamente è un'esperienza emozionante per i ragazzi, si educano alla partecipazione, al rispetto delle regole e quindi in un clima di festa sviluppiamo altre competenze, quelle che vengono dette trasversali e che servono per la vita anche in allegria. Io insieme con i miei colleghi abbiamo lavorato tanto per essere qua e siamo contenti per la riuscita anche del premio, insomma. L'esperienza è stata veramente bella perché i ragazzi si sono impegnati settimanalmente durante le lezioni di musica d'insieme. Abbiamo fatto un bel gruppo di musica da camera con chitarra, flauto e pianoforte, c'è stato un gruppo di clarinetto e la bellissima esperienza del coro Felicemente Canto, voluto dalla preside, ha messo insieme i ragazzi delle varie classi dell'istituto a partire dall'infanzia. È stata un'esperienza bellissima, sono la collega di pianoforte, è stato bello essere qua, è stato un momento di crescita per i ragazzi e di condivisione.